Va ora in onda La legge del gol. E buonasera cari radioascoltatori di Radio Libertà, bentornati in una nuova puntata della legge del gol. Finalmente siamo tornati nello studio, mi mancava il buon Giulio Carnelli dalla regia, vederlo e sentirlo, mi mancava anche il buon Federico Pontillo che è ritornato tra noi dopo quasi... Sono vivo anch'io. E sei vivo e vegeto, sì. E per fortuna ovviamente. Buonasera Matteo, buonasera a tutti. Ma sei in salute? Ti vedo bene? Per ora sì, sto abbastanza bene, dai. Sei un po' pallido però. No, sarà la luce che... È la luce, dice, la luce. Sì. Sono contento di rivedere le piantine, le famose piantine, per chi non ci sta seguendo dalle dirette social, ci sono delle meravigliose piante come sempre, sono proprio contento di rivedere le piantine, però sempre con noi stavolta è lui, l'uomo, non l'angolo corner, però l'uomo che è da casa, il buon Roberto Di Franco. Ciao Roberto! Buonasera a tutti. Mentre invece il quarto, qualcuno dirà, dove l'avete lasciato? Il quarto diavolo pazzo, il più diavolo tra i diavoli, il buon Marco Minerva, per problemi lavorativi questa sera purtroppo non potrà esserci. Comunque, bando alle ciance, buttiamoci subito nel mondo del calcio. 02 92 94 72 22 per intervenire in diretta, questo è il numero 02 92 94 72 22, oppure ci potete scrivere su WhatsApp al 346 642 7756 e io invito, insieme ovviamente al buon Fede Pontillo, a Roberto Di Franco, a chiamare, a intervenire. Nella scorsa puntata ci sono state delle telefonate, invito tutti i radioascoltatori a dire la propria per quanto riguarda il club, il giocatore. Chiamate, se siete incazzati, chiamate, se non siete d'accordo con me, Federico Pontillo, soprattutto con anche Roby Di Franco. Soprattutto potete insultarlo, Roby Di Franco, è qui per questo, vero Roberto? Certo, assolutamente. Ecco, come vedete, vuoi per fare Interchannel. È anche convinto. Vabbè, insomma, adesso, allora, il caro Roberto Di Franco, sempre Interchannel, poi ha messo questa idea anche in qualche radioascoltatore, quindi è colpa tua, Roberto. No, io l'ho presa l'idea da loro. No, ma sei stato tu che hai messo qualche dubbio nelle menti dei radioascoltatori e... Poi abbiamo pareggiato i conti invitando al nostro entourage qui in radio Marco Minerva, che è un altro tifoso rossonero appassionato di calcio come noi, a parlare di calcio, a parlare anche del Milan. Niente, non va mai bene, sempre Interchannel. Forse, non lo so, avrai qualche sentimento di inferiorità davanti a noi, non lo so, ma non penso. No, siete il grande Milan, voi. Hai imparato a fare il ragù in questi miei giorni d'assenza? No, senza di te. No, non ho ancora imparato, però in una prossima puntata, forse quando chiuderemo il programma, Roberto Di Franco sarà qui in studio con un pentolone. No, ma Federico ha detto che facevamo l'ultima puntata con lui che ce lo insegnava e ci faceva vedere i suoi metodi, quindi aspettiamo quella puntata lì. E sarà una puntata interessante anche perché dopo ci sarà l'assaggio della serie Masterchef Spostate. Comunque parliamo di calcio, è uscita la notizia che ovviamente ha fatto molto discutere per quanto riguarda a Izzo, il giocatore del Monza, dopo la condanna a 5 anni inflitta dai giudici della sesta sezione penale del Tribunale di Napoli per concorso esterno in associazione mafiosa e frode sportiva. È intervenuto il diretto interessato, ovviamente, sulla questione. Armando Izzo ha affidato ai social la sua posizione e anche il suo stato d'animo. Sono molto deluso dalla sentenza di primo grado. Sono stato assolto per non aver commesso il fatto nella partita Avellino-Reggina del 25 maggio 2014, ma vengo accusato di aver combinato la partita Modena-Avellino del 17 maggio 2014, una partita che non ho neanche giocato. Leggerò le motivazioni con i miei avvocati e presenteremo appello. Ecco. Il Monza, come ha reagito ovviamente il club, bisogna parlare anche di questo, come club il Monza si è messo subito in difesa del proprio giocatore. Infatti le prime dichiarazioni sono totale supporto ad Armando Izzo, convinti della sua estraneità all'ambiente criminale, quindi anche la posizione del Monza è chiaro. Secondo me su questa notizia ovviamente c'è poco da commentare perché io do sempre il beneficio del dubbio, vedremo poi come si evolverà la sentenza, come procederà anche l'appello che ha fatto il giocatore. Spero, perché è sempre brutto vedere nel mondo del calcio ma questo tipo di illegalità, di illeciti. E io direi una cosa,
forse tocca di più alla Juve in primis e poi magari un po' anche al Milan per storie passate. Però io parlerei degli illeciti del calcio che ci sono stati nel corso della nostra storia e aprirei anche un tavolo di discussione, perché un po' di sere fa io e Roberto Di Franco ci siamo messi a discutere su una questione, perché un'accusa che spesso si fa agli interisti come sfottò: voi non avete 19 scudetti, bensì ne avete 18, voi avete lo scudetto di cartone. Però possiamo anche con questo scudetto di cartone? Eh no, ma è immeritato perché non avete vinto sul campo, a differenza di Juventus che li ha vinti tutti sul campo, di Milan che li ha vinti tutti sul campo. Però non è proprio così, perché parliamoci chiaro, riprendo un attimo l'esempio che avevo fatto parlando con Roberto. Se noi facciamo adesso una partita qualsiasi, una partita a bowling, riprendo proprio l'esempio, una partita a bowling, ok? E io sono ultimo, voi avete giocato meglio il campionato rispetto a me, però per arrivare a quel punteggio voi avete barato, avete usato dei trucchi, avete usato dei sotterfugi, tra virgolette. Beh, io penso che sia corretto e lecito affidare, perché un vincitore del campionato ci deve essere assolutamente, il vincitore della partita di bowling ci deve essere assolutamente. Quindi trovo corretto il fatto, non vedo niente di così straordinario di dire oibò, ma assurdo così, del fatto che fate vincere me, cioè la partita di bowling viene aggiudicata a me perché voi due avete barato durante il corso della partita. È un paragone ovviamente forzato, stiamo parlando di una partita di bowling ovviamente, e è anche una situazione un po' più complicata, però mi sono sempre chiesto perché continuano a menarla con questa storia, perché se uno ci pensa non ha senso, non ha minimamente senso. Beh, probabilmente perché Concordi? volevano essere... Sì, probabilmente perché volevano essere loro al posto nostro, però No. fatti del 2006, cioè 2006, i fatti della Juve in passato, dal momento in cui tu condizioni gli arbitri a prendere certi tipi di decisioni, quindi magari cartellini gialli che poi diventavano rossi non dati, cartellini rossi non dati, cartellini rossi dati agli avversari, falli in area non segnalati oppure non falli segnalati, quindi ti portano a vincere la partita. Questo si chiama rubare, quindi per forza di cose tu sei lì, cioè l'hai vinto sul campo ma perché ti hanno aiutato. Parlando di Juve, nell'ultima diciamo vicenda che vede coinvolta la Juventus è quella del falso in bilancio. Tu con certi tipi di bilanci chiusi in un modo non potevi permetterti giocatori del calibro di Ronaldo, Dybala per qualche anno, eccetera, che quindi non avresti vinto magari gli ultimi 2 scudetti, l'ultimo scudetto non l'avresti vinto, quindi è giusto che sia segnato a quello che è arrivato secondo. Se poi quello che è arrivato secondo ha rubato a quello che è arrivato terzo e così via, non ci trovo niente di male, ma pure se non ci fosse stata l'Inter, magari lo scudetto fosse stato assegnato, che ne so, alla Lazio o alla Roma, oppure alla stessa Juventus o allo stesso Milan, cioè è giusto, sono arrivati là, non vedo cosa ci sia di male. Beh, facciamo il caso della Juventus di adesso, mettiamo caso che in verità aveva molti più punti, era molto più in classifica e quel 15 punti la facevano diventare prima. Beh, sarebbe successo un macello allucinante vabbè, in questa quello... particolare situazione ovviamente, e già sappiamo... Magari quest'anno è diverso. No, però capisci che personalmente se lo vinceva la Juve alla fine lo scudetto, perché alla fine gli venivano ridati i punti così, a parte che stiamo parlando di due cose diverse, per la carità, però comunque il concetto bene o male è quasi lo stesso. Perché bisognerebbe chiamarlo scudetto di cartone? No, Perché ma l'hanno vinto? sono d'accordo con te, cioè, a parte quest'anno che è diverso perché diciamo no, che è se diverso. l'avesse vinto quest'anno l'avrebbe vinto veramente sul campo, perché Beh, la squadra certo. è quella che è e quindi ha i giocatori che ha e niente da Poi qua dire. sono stati tolti dei punti, Esatto, ovviamente. per gli altri anni non ci vedono nulla di male, cioè è così, punto e stop. Cioè, c'è un caso, gli ultimi 2 scudetti della Juve, in cui uno c'eravamo noi come secondi il primo anno di Conte e quello prima ancora era il Napoli. Quindi se anche quel campionato là dovessero togliere lo scudetto e darlo al Napoli, non ci vedo niente di male. Cioè il Napoli è arrivato secondo, lo stava meritando. Lascio la parola ovviamente anche a Roberto Di Franco, che giustamente adesso esprimerà il suo parere, però prima dico il numero per intervenire: 02 92 94 72 22 se volete chiamare e intervenire in diretta, oppure scriveteci su WhatsApp al 346 642 7756. Prego Roberto, a te la parola. No, io ero più probabilmente, come dicevo anche a Matteo nella discussione che abbiamo avuto, magari perché non è capitato a me,
fosse capitato a me la penserei magari in modo diverso, avessi vinto lo scudetto così per diciamo quello che è successo con la Juve, mettiamola così. Però al momento magari pensavo non l'avessi vinto non me lo sarei meritato, perché è vero sì sei arrivato secondo, però è sempre una cosa che hai vinto perché hanno rubato sopra, non lo so, la vedevo come una cosa non vinta sul campo, allora per quello discutevo, però magari se fosse capitato a me magari sarebbe stato diverso, magari la vedrei come voi. Però concordi sul fatto che dal momento, siccome ci deve essere per forza un vincitore del campionato, dal momento in cui il primo ruba, il secondo ruba, il terzo ruba, il quarto ruba, è giusto darla al quinto, diciamo, no? Perché deve essere per forza, perché se no se si potesse non assegnare forse sarebbe la cosa migliore, purtroppo non si può e quindi è giusto così. Babbo, io su questo ti dico la verità, poi parliamo del nostro campionato, io penso che alla fine un vincitore di una competizione ci deve sempre essere, ma in qualsiasi competizione, ragazzi, se ci pensate, se c'è qualcuno che trucca o bara, viene eliminato automaticamente dalla competizione per quella tornata lì e vince chi sta sotto, chi è Perché è arrivato arrivato... lì. Sì, giusto, in sono qualsiasi d'accordo. competizione, Sono d'accordo. in qualsiasi, non solo nel mondo del calcio... Certo che è più gratificante Beh, vincerlo certo, su quello, per sul l'amor del campo, nel Signore. senso che arrivi primo e te lo porti a casa tu. Però non lo vedo io personalmente come qualcosa di, ecco, non è meritato. No, è meritato, perché se tu, faccio l'esempio della Juve del 2006, se tu non ti facevi dare un paio di rigori, un'espulsione eccetera, delle partite non le avresti vinte, avresti meno punti e sarei arrivato io lì al posto Sì, tuo. questo è vero. Sì, Cioè, questo è vero. oggettivamente è così. Poi, chiaro, ripeto, anch'io preferisco vincerlo direttamente senza questi mezzi qua, per carità, assolutamente. E su questo siamo assolutamente d'accordo. Ma io adesso volevo farvi una domanda. Torniamo a proposito di Juventus. Io metto un grandissimo incognita, visto che ormai stiamo arrivando verso la fine di stagione e pian piano, già nella scorsa puntata, io e Marco Minerva e Roberto Di Franco parlavamo e diciamo già dalla prossima puntata per me possiamo tirare un pochino più le somme, iniziare a capire un attimo anche per quanto riguarda i giocatori più che altro del destino del campionato. Vabbè, il campionato è vinto dal Napoli, va bene, ok, sarà per questa volta punto di domanda, vedremo, va bene, però è già nelle mani del Napoli. Ovviamente, come abbiamo detto nelle scorse puntate, adesso la lotta è per la Champions di tutte le squadre, visto che ci sono 5 squadre che sono lì con i punti e non c'è spazio per tutti. Quindi, arrivando al dunque, io penso una cosa adesso, parlando di Juventus, ha ripreso Paul Pogba, giocatore che è nato cioè alla fine comunque è cresciuto ed è diventato famoso, noto in tutta Europa per le sue grandissime prestazioni all'interno della Juventus, è esploso lì e poi da quando è uscito dalla Juventus è andato un po' a calare allo United. Infatti, se non erro, mi ricollego a una cosa di cui avevamo già parlato, ovvero Mino Raiola, che mi pare era il suo procuratore, Sì. gli aveva detto di ritornare dopo un anno che era allo United, di ritornare alla Juventus, perché alla United non riusciva a brillare come brillava la Juventus, c'era qualcosa che non andava e lui gliel'aveva consigliato e infatti poi alla fine dopo un po' di anni Paul è quello che ha fatto. Però quest'anno abbiamo avuto la sfortuna di vederlo come un grande assente, perché quante partite ha fatto? 2 ne ha fatte Sì. di partite, se va bene. E sicuramente non puoi valutare un giocatore anche del suo calibro, perché comunque era un buon centrocampista allo United, non è che era diventato inguardabile così, però chiaramente stiamo parlando di 2 Pogba diversi, quello della Juventus e quello dello United. È un punto di domanda il suo futuro, secondo me. Cioè, adesso si vede, adesso c'è vedremo, ma secondo voi è un giocatore che vale ancora, che può risplendere? Dipende tutto da quanto, perché lui è andato via a parametro zero se non sbaglio, quindi comunque della Juve, dipende tutto quanto lui chiede di ingaggio, perché è ovvio che se ti chiede un ingaggio di un certo livello, col calcio di oggi ti trovi un altro centrocampista più giovane che sicuramente può farti la differenza e non hai magari tutti questi dubbi sul fatto degli infortuni, perché lui quest'anno è stato condizionato dagli infortuni completamente, perché non ha giocato perché non stava bene. A differenza magari di qualche altro giocatore che ha giocato ma non ha reso perché non è arrivato al momento top.
Dipende, secondo me appunto dipende quanto chiede lui di ingaggio, se si riduce l'ingaggio, se è disposto ad abbassarselo per rimanere alla Juve e quant'altro, perché più di tanto un giocatore che adesso non mi ricordo quanti anni ha, ma non è giovanissimo, che comunque ha questa sfortuna negli infortuni, non puoi pretendere, ecco, secondo me. Penso che sia un po' la situazione simile come quando parlavamo di Lukaku alla fine, Sì, perché è stato sì, tutto sì, l'anno sì. fuori, praticamente non ha quasi mai giocato, e a fine stagione l'unica differenza è che Pogba, forse come diceva Federico, è un giocatore della Juve, Lukaku ancora in prestito, quindi potrebbe anche tornare al Chelsea, No, non per rimanere. tornare torna al Chelsea perché è prestito secco, bisogna vedere poi lì a Quindi se quel lo riprendono. punto. Sì, esatto, perché adesso pare tra l'altro che l'allenatore del Chelsea lo voglia al centro del progetto, lui non vuole rimanere lì, bisogna vedere tutto, lì magari si parla anche di cifre che chiede il Chelsea, già diverso, qua proprio secondo me è completa volontà al 100% del giocatore, là sai io ti posso dire anche che prendo 1 milione di euro per dire, però se poi il Chelsea me ne spara 90, io non li ho 90, capito? Beh, Anche se io penso che comunque Pogba adesso che è tornato la sua intenzione sia di rimanere, quindi adesso Sì. non dico che si abbasserà l'ingaggio di chissà quanto, però penso che in qualche modo cercherà di rimanere alla Juve, ovviamente se è possibile. Quello assolutamente. Tra l'altro nella scorsa partita della Juventus è tornato un altro grande assente della Juventus, ovviamente non si parla tanto, anche se ha avuto anche lui il suo infortunio e le sue errori, ma più che altro un assente in campo che ne abbiamo già parlato, ovvero di Vlahovic, che è tornato col gol proprio ieri contro il Lecce, una partita che è finita 2-1 per la Juventus, e anche Vlahovic sicuramente lo rivedremo anche l'anno prossimo. Però se l'anno prossimo, secondo me, fa la stessa identica stagione di quest'anno, sicuramente la Juventus prenderà dei provvedimenti. Non lo so, Ma perché... sicuramente l'anno prossimo non ne sono così sicuro, perché la Juve per come è messa adesso. No, dico dall'anno prossimo. Se l'anno prossimo gioca la stessa No, ma stagione secondo tra me 2 anni... non lo Ah rivedi alla no? Juve, Dici secondo me, addirittura? perché col fatto che la Juve non è messa benissimo a livello economico, societario, col fatto che si presuppone che la Juve l'anno prossimo non dovrebbe partecipare alle coppe europee, comunque se ti arriva una squadra che ti fa una buona offerta e gli fa una buona offerta a lui, di bandiere ne abbiamo parlato tantissime volte, ormai non ce ne sono più e non mi sembra Vlahovic la bandiera della Juventus, alla Del Piero, mettiamolo giù così, che rimango anche se vado in Serie B. Non so quanto Vlahovic durerà ancora la Juve. Quindi poi se dovesse rimanere sono d'accordo con te, se fa un'altra stagione flop come quest'anno non ha neanche senso tenerlo, o comunque non è sono quei giocatori, adesso non voglio sparare sulla Croce Rossa, però sono quei giocatori che hanno fatto una buona annata alla Fiorentina, una parte di stagione ottima alla Fiorentina, e i campioni pagati 60, 70, 80 milioni, e poi il loro reale valore non è quello che si pensava. Magari poi Vlahovic non è così, però da come è stato descritto secondo me all'inizio c'è questo grandissimo fenomeno, il nuovo Del Piero Ronaldo, non lo è, secondo me, assolutamente non No. lo è. Poi sicuramente in una squadra con una mentalità diversa e quant'altro, come si è visto alla Fiorentina, spensierato, senza tutte quelle pressioni, ti fa bene. O magari va anche a Real Madrid e fa benissimo e mi smentisce. Però ad oggi secondo me non è questo grande fenomeno, perché io adesso mi ricollego a un altro giocatore che è Dia, della Salernitana, che adesso sta segnando tantissimo, sta giocando benissimo, eccetera. Si sente parlare, è un fenomeno, però poi magari ti va in certe squadre un po' più grandi, ed è un flop. Quindi si ritorna sempre al solito discorso. Ma infatti il discorso è sempre quello. Io penso che il problema più grave sia questa cosa del fai un anno bene, vali 70, hai tutte le pressioni. Non hai solo la pressione di andare a giocare in una grande piazza, hai anche la pressione di essere stato pagato tanto, devi dimostrare subito. Quindi sono tutte pressioni in più che al giocatore, che possono condizionare comunque. Poi c'è chi comunque adesso è un altro ruolo, però per esempio Barella ha fatto un anno bene al Cagliari, è andato all'Inter, non si vede la pressione, sta giocando ancora bene, anzi sta facendo anche meglio, sta Forse crescendo. perché è proprio un fenomeno, a differenza magari di Vlahovic, che non lo è. Anche lui aveva fatto un anno bene al Cagliari, era valutato 50. Sì, Poi sta facendo assolutamente. comunque bene, sta facendo comunque benissimo all'Inter. Magari non è uno che ha sentito la pressione, a differenza di Vlahovic, che comunque è stato pagato ancora di più,
arrivava con i paragoni di chissà che giocatore, chissà che fenomeno, dopo che fai comunque un anno e mezzo bene alla Fiorentina, quindi le pressioni sono di più, vai in una grande piazza dove devi dimostrare subito, non tutti reggono probabilmente questa pressione, infatti così si è visto. Poi vedremo, magari andando via di lì, andando dove giocano un po' più per lui, dove gioca un po' più spensierato, gioca più con la mentalmente libera, magari tornerà a essere quello di prima. Ma allora, io ricollegandomi un attimo a dei nomi che abbiamo già citato adesso durante i nostri interventi, ma io penso che ovviamente Lukaku, togliamo il paragone ovviamente con anche Pogba, perché vabbè, ovviamente Lukaku ha giocato molto più partite rispetto a Pogba, perché mi pare che Lukaku ne abbia giocate una ventina comunque, si è fatto metà campionato, mettiamola così, e il risultato di Lukaku in campionato Serie A, parlo perché poi bisognerebbe contare anche i gol che ha fatto in Champions, che sono 2 se non erro. Segnato sì col Porto, uno col Porto e uno col Benfica, sì. Comunque in campionato ha fatto 5 gol, di cui tra l'altro bisogna ricordare 2 su rigore sempre, e ha fatto 5 assist. Quindi è ovvio che è un giocatore che non puoi valutare perché è stato per la metà del tempo fuori, e uno poi deve mettere in considerazione il fatto anche il recupero di quando rientri, cioè non è che uno può pensare che boom bam entra, va e così, no. Quindi anche lì sarà secondo me, se si deciderà di scommettere su Lukaku sarà una grande scommessa, però lì dipenderà sempre, come questo vale lo stesso discorso di Pogba, nel caso a quanto verrà venduto intanto, perché il Chelsea, diciamo che da noi possiamo dire che è come se si fosse preso un'inculata, nel senso quindi secondo me sicuramente si è svalutato, non vale più ovviamente quella cifra lì, però ce lo faranno pagare di più di quanto vale oggi, secondo me un pochino. Dipende cosa riesce a strappargli Marotta, che offerta riesce a fargli, magari dilazionato sempre nei soliti 3-4 anni. Però la domanda è questa, ne varrà veramente, cioè secondo me diventa una scommessa davvero, perché non lo so, queste ultime partite sta giocando bene, quando entra fa il suo bene, purtroppo Inzaghi io l'avrei messo più spesso, io adesso capisco, abbiamo la Champions, abbiamo la finale di Coppa Italia, quindi ci sono anche poi dei match importanti da disputare, soprattutto che sono anche significativi per il club, per cercare di arrivare l'anno prossimo in Champions League. Però io le avrei dato un pochino di più spazio personalmente, perché io ero curioso di vedere anche ieri, per dirti, ieri sera che l'Inter ha vinto 6-0, ha fatto una partita straordinaria e tutto così. Io l'avrei buttato dentro gli ultimi 20 minuti lui per arrivava vedere. Però da un paio di partite da quasi da titolare quella prima, quasi titolare quella dopo. Ieri magari era proprio l'occasione giusta anche per far brillare Dzeko, secondo me. Esempio, adesso tu arrivi che hai la Roma sabato e poi il derby, quelle sono 2 partite dove tu gli devi metterlo titolare. Non esiste fargli fare il turnover, quello che tanto farà, perché sicuramente con la Roma sarà titolare e al derby metterà Dzeko, perché Inzaghi fa così. Ed entrerà al 60esimo. Ed entra Correa. Vabbè, ma capace, se io vedo il derby, la cacca, no, se io vedo, ti giuro, la formazione Lautaro Martinez e Correa, cioè io non la voglio vedere. No, è Lukaku, Correa, Dzeko, Lautaro adesso. Non è, no, comunque sì. Allora, ti stoppo su una cosa, nel senso che è una scommessa, però se punti come sembrerebbe nel reparto attacco, ha tanti parametri zeri e poi prendi quel giocatore, ci può stare, perché ai parametri zeri adesso si parlava di Firmino, che in Italia sicuramente può fare molto bene. Se invece deve essere come quest'estate, cioè o prendo Dybala o prendo Lukaku, che poi secondo me sarebbe stato uguale, perché ho visto gli infortuni, anzi Dybala si è fatto male più volte, però visto gli infortuni di tutti e due, la solfa non cambiava, nel senso che anche Dybala si è fatto male, anche Dybala ha fatto bene le volte che ha giocato, però se lo devi trattare come il colpo principale, no. Comunque, scusami se ti interrompo, Federico, dobbiamo andare un attimo in pubblicità, quindi cari radioascoltatori rimanete sintonizzati qui su Radio Libertà, e se volete già chiamare durante la pubblicità il breve stacco musicale potete farlo allo 02 92 94 72 22, oppure ci potete scrivere su WhatsApp al 346 642 7756. Rimanete sintonizzati, ci sentiamo tra poco. Prego. Stai ascoltando Radio Libertà,
la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E bentornati alla legge del gol. È arrivato un messaggio mentre eravamo in pubblicità. Allora, il messaggio è questo: ricordiamoci una cosa su Pogba, che lui aveva problemi familiari, nel senso che il fratello insieme ad amici lo ricattavano. E il messaggio ce l'ha mandato Gianluca, ancora per poche ore tifoso campione d'Italia. Buon lavoro, grazie. Anche Grazie a te. Gianluca. Ma sì, per poche ore, cosa manca? Un'oretta e mezza, Vabbè. poi il Napoli vince. Vabbè, ma dai che... Dai, così me ne fa 3. Dai che io voglio un attimo rincuorare il nostro caro tifoso rossonero Gianluca. Ricordati una cosa, che tra settimane, fra un mesetto e mezzo sarai campione d'Europa, sì, quindi che cacchio te ne frega, del campione dai. d'Italia, dai. Stai tranquillo che ti vedo già in Duomo a festeggiare la Coppa Sì, La sì, Coppa sì, Italia, sì, io la magari Coppa vado a festeggiare la Italia. Coppa Italia, tu Coppa sei in Italia. Duomo un mese dopo a festeggiarti da campione d'Europa, che è giusto che sia così. Roberto, sappi che se succede non ti voglio sentire per un mese, non ti voglio vedere. No, quello che mi chiedo, non possono tipo annullarla quella partita lì e dire no, guarda, il campione, la finale direttamente Real City, siamo a posto, nessuno ha rotture di palle, nessuno ha niente, almeno non ce ne frega niente, o no? Io sono d'accordo. Possiamo fare una petizione. Facciamo una petizione alla faccia di chi? Di tutti quei tifosi, sia interisti che milanisti, l'hanno chiamato a gran voce da subito, dai quarti, il derby. Vabbè, lasciamo stare. Lasciamo stare. No, io invece mi soffermerei un attimo proprio su Dia. Comunque, per il momento, se non erro, dovrebbe essere arrivato ora con l'ultima tripletta che ha fatto a 15 gol, forse addirittura. Dia, a 15 è qua. gol. Esatto, C'è il coro. Lo so, ormai sta impazzendo sui social. No, dovrebbe arrivare forse a 15 gol adesso con l'ultima tripletta che ha fatto contro la Fiorentina, e tra l'altro ha segnato il suo primo gol su rigore.
perché tutti Sì. gli altri gol che ha fatto Tutti su su questi azione. tutti su azione. Allora, calcoliamo che è un giocatore che ha 26 anni, quindi non è neanche più, non è vecchio, però non è neanche un giovanissimo. Sì. Questo bisogna metterselo in testa, non è neanche un giovanissimo. Però devo dire la verità, alla fine ormai sta cadendo un po' tutto, perché vediamo gente giocare fino a 35 anni, 36 Esatto. anni come Edin Dzeko. Non è più come una volta che a 33-34 anni basta, ti ritiravi. Adesso giocatori vanno avanti a 35-36 anni a questi livelli, cioè Serie A, titolare. Comunque Dzeko fino a poco All'Inter tempo però fa non all'Inter fino a poco tempo fa non so quanti gol segnava. Guardo dall'altra parte Giroud, uguale. Altri giocatori adesso non me ne vengono in mente, però ce ne sono altri in altre squadre uguale. Adesso tolgo l'esempio di Totti perché è una roba, o di Ibra perché sono casi a parte, però Mkhitaryan, cioè ci sono giocatori che ti arrivano a far così, quindi non è neanche da considerarsi troppo vecchio. No, però comunque lui adesso, se non erro, è in prestito alla Salernitana dal Villarreal, e dal Villarreal sicuramente la Salernitana lo riscatterà, e vedremo anche poi, secondo me sarà un giocatore che partirà, perché si legge dalle notizie di mercato che ovviamente è molto ambito, ovviamente, in Premier League, stranamente, strano ma vero. Ecco, se sicuramente arriva un'offerta, ma stiamo parlando di squadre non da Liverpool o Manchester City o United, anche da un Newcastle o dal qualsiasi squadra anche piccola, dal West Ham, così, però che si può permettere 30 milioni, la Salernitana ti dice di te lo sì, vende subito. giustamente. Se lo vende subito e si rafforza su determinati settori. Stagione buona, sì, ottima, perché comunque un giocatore che arriva, se non erro adesso con la tripletta dovrebbe arrivare forse a 15 gol adesso, con 5 assist anche, più 5 assist. Ha giocato un campionato eccezionale in una squadra, è vero, siamo sempre ai soliti discorsi, non hai determinate pressioni, giochi sicuramente con un'altra mentalità. Io concordo quando tu, per esempio, prima 15, sì. 15 15 gol e 6 assist. e 6 assist, è vero, perché ha fatto una come cazzo è possibile? Ha fatto ha fatto l'assist per il calcio di rigore, sì, però ha fatto 6 assist in totale, sì. Ah, ok. Ieri ha fatto l'assist per il calcio di rigore che poi ha tirato lui. Sì, che viene contato, è vero. Vabbè, comunque un giocatore che bisognerebbe vedere in altre squadre. Secondo me non... Boh. Sai, magari in Inghilterra col fatto che sono squadre aperte gli va bene perché corre, nel senso campo libero, corre, va bene. Bisogna vedere nelle squadre grosse cosa può fare, però siamo sempre al solito discorso, cioè fai bene un anno, sei considerato un fenomeno, 40, 50, 60 milioni, vuoi 8-9 milioni a stagione, e poi dopo l'anno dopo non vali quella cifra lì, ecco. No, non vale assolutamente. Il discorso è sempre quello, poi penso che la Salernitana la cosa migliore che possa fare sia già in idea, perché sa già che lo venderà a un prezzo più alto e riscattarlo, perché tanto sanno già che lo rivenderanno a un prezzo più alto. Il problema poi è sempre quello che dicevo anche io prima di Vlahovic, che poi le pressioni sono tante e adesso nel calcio di oggi bisogna saperle reggere, perché sennò poi rischi comunque la carriera, perché poi magari ad alti livelli rischi di non poterci più andare se poi fallisci. Però ti posso dire una cosa, scusami, io adesso sta roba qua delle pressioni eccetera, no? Cioè, tu hai fatto l'esempio di Barella prima. Hai detto Barella giocava al Cagliari, totalmente un altro tipo di pressione, totalmente un altro tipo di squadra, con tutto il rispetto. Vieni all'Inter e fai bene, no? Secondo me, se sei un fenomeno, se sei un giocatore buono, che passi cioè io posso capire il sedicenne che esordisce in Serie A. Ha un senso logico che comunque magari è una pressione, eccetera. Sai, esordisci in Serie A, ci sta tutto. Ma dal momento in cui tu già giochi, se sei un fenomeno, anche che passi dall'ultima in classifica alla prima in classifica, tu sei un fenomeno, punto. Quindi sei forte e giochi. Se non reggi la pressione, se non sei certi, vuol dire che non lo sei. Perché ragazzi, sì, la pressione della Juve rispetto a quella della Fiorentina, per carità, è un altro tipo di pressione. Però non è che giocava all'Ascoli. Cioè, comunque giocava alla Fiorentina ed era il bomber della Fiorentina. Cioè, comunque a Firenze è una grande piazza, cioè non è una piazza del cavolo. Quindi, voglio dire,
Sì, è più alta la pressione, tutto quello che vuoi, che poi anche lì stessi parlando, con tutto il rispetto per la Juventus dell'anno scorso, che sei passato dalla Fiorentina alla Juventus degli anni del Piero, Zidane, eccetera, anche lì non la concepisco, ma già forse un po' più di senso. Cioè, sei passato in una Juventus di un altro livello. Quindi, sinceramente, se non reggi questa pressione vuol dire che non sei pronto per essere un campione, secondo me. Io posso fare un attimo due esempi banali, un attimo. Io penso, faccio intanto il grandissimo esempio, perché tu hai ragione, io concordo al 100% con ciò che hai detto, però stiamo parlando di fenomeni effettivamente, e penso che di fenomeni ormai al giorno d'oggi ce ne siano veramente pochi rispetto a un tempo, sono veramente rari. Si può parlare però di giocatori Campioni, che io ti sono... parlo anche solo di campioni, non fenomeni. Campioni, cioè buoni giocatori, tipo anche Tonali. Tonali dal Brescia è andato al Milan, sì, ha avuto l'anno di transizione, però che non lo sto paragonando né a Barella né ad altri giocatori, sto parlando di lui come persona. Però l'anno dopo, che si è svegliato un attimo, è diventato il perno del centrocampo del Milan e quest'anno lo sta dimostrando ancora. No, però di giocatori, non di campioni, e qual è la differenza? I campioni sono altri. Sì, no, adesso io sto parlando se sei un fenomeno, è un fenomeno alla Messi, Ronaldo, sì, vabbè, sì. lasciamo stare. Un campione, un ottimo giocatore. Se non lo sei, se non reggi questa pressione qua, allora non potrai mai neanche aspirare ad andare a Real Madrid, cioè perché non ha senso, non ci arrivi. Però scusami Roberto, no, volevo dire solamente una scusa se ti ho interrotto, perché volevo continuare un attimo il mio discorso che stavo facendo, perché io i due esempi che volevo portare erano uno era Rafa Leao, cioè che comunque da quando è arrivato al Milan quanto tempo ha fatto? 1 anno e mezzo? 2 anni in cui era altalenante? 2 anni. 2 anni ha fatto praticamente, 2 anni dove era proprio altalenante, dove io mi ricordo l'anno scorso, e si parla di quasi metà un pochino prima della metà del campionato, c'erano i tifosi milanisti che sui social si scagliavano contro di lui perché non giocava benissimo, doveva essere rimandato a casa così. Insomma, dalla metà campionato in poi e con la vittoria dello scudetto del Milan comunque è esploso, non stiamo parlando di un fenomeno, però comunque di un giocatore che è forte e questo lo sappiamo. Poi a volte è stato altalenante anche quest'anno perché è capitato così. C'è anche da dire che in quelle partite in cui lo è stato era stato anche usato un modulo che non era diciamo il suo, ecco, non era nella sua posizione, non gli si è dato spazio come al solito, però ok, va bene, però è un giocatore fortissimo, però gli ci sono voluti comunque un paio d'anni che non sono pochi, comunque 2 anni. Per questo ti dico, io concordo comunque con quello che dici tu, però ci sono anche eccezioni. Esempio, qua stiamo parlando invece di fenomeno. Haaland, quante persone inizialmente la transizione dal Borussia Dortmund, dove ha fatto campionati, allora, lì è partito da quando era Red Bull Lipsia, tutti dicevano che niente, no, non avrebbe concluso niente al Borussia Dortmund, che anche lì numeri eccezionali, È arrivato al Dortmund, campionati pazzeschi, una marea di gol, una sfilza, così. È arrivato in Premier League al Manchester City, tutti dicevano anche lì, ma no, ma non riuscirà mai a no, non solo è riuscito, li ha superati, ha battuto un record di gol segnati in Premier League. È uno scarpone, come dice Cassano, no? Esatto, esatto. Cioè, ha battuto un record che era stato siglato nel 1930, come ha detto, non mi ricordo chi cavoli, mi sfugge il nome, e non c'era ancora Winston Churchill in Inghilterra come primo ministro. Cioè ragazzi, stiamo parlando di un fenomeno in questo caso, cioè non di un giocatore che è forte, di un campione in tutti gli effetti, carità, ovviamente, no? Sì. Così. Però quindi dipende sempre anche un pochino dalla situazione. Cioè io ho portato apposta questi due grandi esempi. Io concordo sul fatto di Vlahovic, però Vlahovic, sai, comunque noi non teniamo in considerazione due aspetti, perché è vero che fenomeno è fenomeno, ok? Se sei un buon giocatore, ottimo giocatore, che hai quel qualcosa in più, ok? Però ti può influenzare il fatto comunque della squadra in cui vai, perché per l'allenatore, per il nuovo tipo, tra virgolette, può essere di gioco con i compagni di squadra, perché magari nella squadra in cui eri prima avevi una particolare intesa. Sì, qua però di fianco c'hai Chiesa Di Maria, cioè. Ma sì, ma non vuol dire, non vuol dire. Beh, Di Maria di quest'anno
Quanti giocatori hanno cominciato a Cioè- far schifo nella Juve quando è arrivato Cristiano Ronaldo perché il gioco era stato incentrato su di lui? Allora, ok, finché mi incentri il gioco su di lui, ti posso dire va bene, ma in questo caso Allegri non ha incentrato il gioco su Cristiano Ronaldo, su Di Maria. Allegri si è attenuto al proprio modulo di gioco e l'attaccante perno punta principale è sempre stato nei modi di Allegri. Vedo ai tempi sì, stavo dicendo di Fedez, scusami, di Tevez, ai tempi Grande di calciatore. Higuain, cioè attaccanti che comunque, ecco, Higuain uno adesso potrebbe paragonarlo a Vlahovic, nel senso potrebbero essere uguali, perché Higuain non era un fenomeno, però era un ottimo giocatore, un buon giocatore. Allora, sì, io guarda, prendo l'esempio che hai fatto tu, non di Holland, ma di Leao. Però Leao, appena arrivato al Milan, aveva Giampaolo come allenatore, che ci ricordiamo tutti quello che ha fatto. Poi è arrivato Pioli, con certi tipi di giocatori, quindi giustamente gli ci è voluto il suo tempo. L'anno dopo, anno in cui l'Inter ha strafatto, eccetera, Leao, quando c'era Ibra in giornata, è cresciuto con Ibra, che era anche molto più giovane di quanto è Vlahovic adesso. Poi l'anno scorso ha avuto appunto il periodo che la gente voleva mandare via, ma non ha giocato malissimo, e dopo è esploso. Perché ha dei giocatori buoni, c'è stata l'intesa e quant'altro. Vlahovic è arrivato alla Juve con una Juve, cioè, che è una rosa che potrebbe competere per il campionato, Cioè, Su perché quello- Inter, Milan, Juve e Napoli sono rose che possono competere per il campionato. Che poi ce ne sono 3 che fanno cagare, scusate il termine, e una che continua ad andare avanti è un altro discorso. Ma le rose sono ottime tutte e Ci sono, 4. sì, sì, sì. Quindi dal momento in cui tu arrivi a una rosa così della Juve, sì, magari tu dici i primi 6 mesi fai fatica eccetera, ma l'anno dopo ti devi svegliare. No, io Cioè- per arrivare a una conclusione, poi ti lascio la parola a Roberto. Io concordo con te comunque, non è che sono in disaccordo, però penso che non esiste una regola scritta. No, per non tutti c'è una questi regola giocatori. scritta. Poi magari ci vogliono 2 anni a posto che un anno, Cioè, però dal momento in cui dopo 2 anni, 3 Perché io anni concordo, perché io basta. concordo sul Cioè. discorso di Vlahovic, che secondo me è un giocatore buono, a sto punto buono, non posso definirlo un ottimo giocatore, cioè nel senso No. non lo puoi definire per le 2 stagioni che ha fatto per l'una stagione e mezza che ha fatto alla Juve, perché è arrivato alla Juve, ha fatto quanti gol? 4 gol, forse 3 o 4 gol, che sembrava Sì, l'anno scorso subito, sì, è arrivato così, poi ha smesso subito, digiuno, e quest'anno digiuno completo praticamente rispetto alle prestazioni che è un faceva buon alla attaccante, Fiorentina. secondo me. Poi Buono, ci vorrà però, il suo tempo, magari ci vogliono 2 anni e poi esplode. Però io ti parlo però in questi club generale. non hanno tempo di aspettare, Lo so, però soprattutto un giocatore che ti è costato 80 milioni. Esatto, Non infatti io Rafa ti dico, Leao, in un che è momento in costato. cui non puoi aspettare, poi ti parlo di una regola secondo me generale, cioè al di là dell'anno, 2 anni, se non reggi le pressioni, vuol dire che secondo me sei un giocatore normale, non che fai schifo, Sei un giocatore normale, sei un buon attaccante, perché comunque è un buon attaccante, non è che, cioè, me lo prenderei volentieri, è un buon attaccante, però non è questo fenomeno, perché tu guarda Giroud, non è un fenomeno. Non è un fenomeno, cioè fenomeno ti parlo di Holland, No, Ronaldo, vabbè, Kakà, certo. questa gente qua. Però Non è un fenomeno. campione, comunque. Appunto, non è un fenomeno, è un campione perché è un ottimo giocatore. Ha 30 e passa anni, è arrivato al Milan a parametro zero, con l'età che ha, con la squadra che era, ha preso, si è portato sulle spalle il Milan. E questo comunque essere neanche un anno, cioè questo essere, no, neanche un anno, perché lui è appena arrivato, comunque togli 2 o 3 mesi che Sì, ha iniziato, sì. ma che carriera cioè, aveva però già prima. lo so. Arsenal. Sì, però questo appunto, ti sto facendo capire, secondo me, che cosa vuol dire essere un giocatore normale, cosa vuol dire essere un campione. Il campione o l'ottimo giocatore, che dir si voglia, sono quei giocatori che appena ti arrivano nella squadra, togli magari l'anno di transizione o qualche partita o qualche mese, ma poi diventano i perni della squadra. Se non lo sei, se non fai la differenza, allora vuol dire nel calcio del 2023, a parer mio, allora vuol dire che non sei un buon giocatore. Sei magari un buon giocatore, sei un giocatore normale. Punto e stop. Niente di più. Altri 2 esempi, Brozovic, perdonami, quanti anni ha fatto che faceva, non era faceva schifo, sì, era l'ha guardabile, riadattato Spalletti al suo ruolo, è guardabile. diventato il perno centrale dell'Inter. Cioè, o Tomori è arrivato al Milan, perché sennò si parla sempre di Interchannel. Ti faccio l'esempio del Milan. Tomori è arrivato al Milan, ci ha voluto un po' di tempo, si è portato, al di là di qualche errore che ha fatto, ma gli errori ci stanno, però è arrivato e si è portato sulle spalle anche lui la difesa del Milan.
Invece un giocatore che secondo me magari non diventerà il più forte del mondo perché è purtroppo davanti a altri in questo momento e probabilmente ne avrà altri più avanti, ma è da considerarsi non ma forse anche un fenomeno, un campione è Maignan. Sì. Eh, Il discorso è che non è, quando parli delle pressioni non è solo la pressione, a volte anche semplicemente il cambiare squadra, cambiare comunque i meccanismi, non avere più una squadra che gioca per te, perché parliamoci chiaro, va bene che la Fiorentina non è che arrivi dall'Aspoli, però la Fiorentina comunque era il punto, era il perno proprio dove le azioni tutti andavano a cercare te. ok, allora però se giochi solo così non sei un campione, non lo puoi diventare. Infatti Vlahovic non è un campione. Non è che giochi solo così, vai alla Juve dove hai comunque giocatori di un altro livello. E ti adatti, ti devi adattare. Non è adattarti comunque con Di Maria. Però Roby, va bene, sono d'accordo con te, però se non ti adatti non sei un campione. Sono d'accordo con te, sono d'accordo col tuo discorso, però a volte quello che stiamo vedendo, anche e soprattutto col Milan, a volte i giocatori hanno bisogno un po' più di tempo per poi far vedere quelle qualità, perché se noi facciamo questo discorso, io Leao al Milan non l'avrei mai visto come lo sto vedendo adesso, perché dopo 1 anno, 2 anni dici basta, lo do via. Adesso infatti, no, ma sono d'accordo con te, ti sto dicendo, tolto il periodo, sto facendo una regola generale, tolto il periodo di transizione che può essere 6 mesi, un mese, una partita, 1 anno, 2 anni, ok? Infatti magari poi Vlahovic l'anno prossimo ci stupisce a tutti, fa 200 gol e diventa il campione peggio di Haaland, però ti dico, se dopo il periodo di transizione non ti adatti, allora non sei un campione, perché se io devi solo giocare con quel gioco là, allora non vai bene nel 2023. Nel 2023 ti devi adattare a quello che trovi. Ti ci vuole più tempo? Ok, per carità, va bene. Però ti devi adattare. Però scusatemi ragazzi, però abbiate un attimo pazienza su una cosa. Cioè, capiamoci bene, come ho detto prima, che stiamo parlando ovviamente di Vlahovic, di un giocatore che è costato 80 milioni e ovviamente da un giocatore che me ne è costati magari 5 milioni, così ovviamente ho molte meno pretese rispetto a un giocatore che ha, anche se giocava in un altro campionato e ha fatto delle buone prestazioni, così, però purtroppo è vero. Vlahovic in metà stagione ha fatto una cosa come 12-13 gol l'anno scorso, quindi è normale che ti aspetti. E anche non è solo l'anno di transizione, è anche il discorso che comunque passi lo sappiamo tutti come parlano del gioco di Allegri, che comunque non esalta le caratteristiche degli attaccanti, diciamo, perché il gioco è prevalentemente difensivo, devi essere anche oltre bravo ad adattarti, ma non sempre hai l'allenatore che riesce ad esaltare le tue caratteristiche nel modo di giocare. Probabilmente magari è stato un errore proprio andare alla Juve, come tanti avrebbero detto, magari per lui, per la sua crescita è stato un errore andare alla Juve, magari fosse andato adesso, per dirti, una squadra come il Milan, come la mia, magari sarebbe già stato diverso, perché è un ambiente più per i giovani, sarebbe stato il titolare perché Giroud ha una certa età, magari sarebbe stato più adatto alle sue caratteristiche rispetto a una Juve adesso, subito così, secondo me. Boh, io sono dell'idea che se non ti adatti, che il tempo che ti ci vuole va bene, ma se non ti adatti allora vuol dire che non sei un campione. Sei un buon giocatore e basta, niente di più. Perché tutti i campioni si adattano. L'esempio che ti ha fatto Teo prima su Brozovic o su Perisic, allora è da tempo che dovevi darlo via. Invece infatti si è adattato, infatti. Però dopo quanto tempo? Ma no, ragazzi, vi sto dicendo, è la terza volta, il tempo è un conto, ti sto dicendo, va anche 10 anni, 10 anni no, 3 anni, va bene, al di là del tempo per adattarti, ma se tu non ti adatti, tu parli a livello pratico, anche se rimani per tutta la vita al club. Sì, tu non sei un campione, perché Brozovic sì, gli ha trovato il ruolo perfetto, ma Brozovic Inzaghi l'ha spostato, non l'ha messo sempre a perno davanti alla difesa, l'ha spostato anche laterale quando aveva bisogno, come Çalhanoğlu, l'ha spostato al posto di Brozovic, eppure ha reso. Adesso non è il campione della vita Çalhanoğlu, però è un buon giocatore, sta facendo bene, cioè questo è. No, ma più che altro, io ripeto, secondo me non c'è una regola scritta, perché di esempi anche noi dell'Inter di giocatori all'inverso, da ambe le parti, ovvero di giocatori che nei loro campionati o anche nel nostro hanno fatto veramente la differenza e hanno fatto dei campionati assurdi, sono arrivati da noi e facevano un calcio veramente inguardabile, se così si può definire calcio, no? Che c'era da mettersi le mani nei capelli, dove abbiamo speso anche un sacco di soldi per persone che non valevano assolutamente nulla. Però d'altro canto abbiamo avuto anche noi dei giocatori che sembravano sulla carta che non erano niente di che. Penso, scusatemi, non voglio dire che è fortissimo così, però Kovacic
per esempio, però intanto è andato a giocare a Real Madrid e poi è finito al Chelsea, non va... Sì, a me non fa impazzire No, personalmente, però. No, però l'Inter, me lo ricordo, era molto criticato, però uno che va al Real Madrid e poi va al Chelsea, sicuramente... Non è uno scarpone, Ripeto, a me non voglio dire che è fortissimo, uno dei migliori centrocampisti in Europa, però sicuramente per andare in due club del genere, ragazzi, vuol dire che sicuramente scarso non è. Eppure però l'Inter non ha espresso il suo potenziale. O se no anche un esempio, João Cancelo, no? Che inizialmente sì, aveva dimostrato qualcosa soprattutto per la velocità, mi ricordo Anche anche adesso poche sta volte, dimostrando. però adesso ragazzi è... Beh, adesso perché è appena passato a Bayern Monaco, Ma però anche il City era no. fortissimo. Sì, dico sì, Ah, è un campione, ok, ho capito che dicevi il contrario. No, sì, no, sì, campione è un allucinante. ottimo Però sull'Inter terzino. quanto avresti speso? Tanto, perché così? l'Inter ha dimostrato tantissimo quell'anno là e l'Inter non aveva i soldi ed è andato alla Juve. Io l'avrei tenuto. Cioè, io ti dico, non c'è una regola di base, ma secondo me è così. Cioè, se non nel 2023, magari negli anni prima era diverso, sicuramente era diverso, ma adesso se tu non ti adatti alla squadra, perché sei tu che ti devi adattare adesso, visto che hai più possibilità per poterlo fare, dopo un po' di tempo basta, cioè vuol dire che non sei questo grande fenomeno, perché come hai detto tu ne abbiamo visti tanti di giocatori che nelle proprie squadre, senza pressione e con tutti che giocano per te, va bene, però il calcio non è tutti giocano per te, cioè il calcio è un gioco di squadra. Anche perché non funziona, perché Cristiano Ronaldo, che è uno, adesso non voglio aprire il discorso, è più forte Messi o Ronaldo, però comunque concordiamo tutti che è stato uno dei giocatori più forti Certo. del nostro secolo, Certo. Cristiano Ronaldo, uno dei giocatori più forti al mondo che rimarrà nella storia per le statistiche, tutto quello che ha fatto e si è riuscito a portare a casa. Però ragazzi, è arrivato comunque alla Juventus, ha fatto un'ottima prestazione, perché Sì. ha fatto un'ottimissima prestazione, però la Juventus come giocava? Non giocava benissimo come ha giocato gli anni precedenti. Attenzione, c'è il gioco, Sì, dico, sì, Avete capito? sì. Perché? Perché era tutto incentrato su un singolo giocatore. Perché, personalmente dico la verità, da Inter l'avrei fatto anch'io, ma penso anche tu Sì, da anche perché Milan, ti risolve la Cristiano partita. Ronaldo, cioè Ti risolve lì è la un partita. campione, lì stiamo parlando di un campione che, cioè, gli passi la palla ad occhi bendati a momenti ti segna quello. Certo. Vabbè, comunque, cari radioascoltatori, siamo arrivati anche questa sera alla fine della legge del gol. Come sempre, vi ringraziamo per averci ascoltato, per averci fatto compagnia e ringrazio i miei due compagni d'avventura, il buon Marco. No. Stavo dicendo Marco Pontillo, stavo dicendo. No, quello è mio padre, però il buon Fede Pontillo. Grazie Matteo. Ho fatto un'unione dei nomi e il buon Roberto Di Franco. Grazie, buona serata a tutti. E noi ci rivediamo alla prossima puntata della legge del Gol. gol. Avete ascoltato La legge del gol.